se costate le reliquie, si vuole dire che Santa Rega è in anima e in corpo, in arauso, e tanto come questa festa. Giancarlo Mammeli è un'istituzione invece. Per plus de 20 años è stato una delle animas del suo comitato Santa Rega. Poi è ascoltare storia, aneddotos e ammentos di una persona che da sempre è al servizio di questa santa. La festa di Santa Rega si svolge in 3 periodi. Da gennaio, che è il suo martirio, primo di maggio, che è andato sempre la festa di primavera, e poi di settembre, che è l'incoronazione. La di maggio è la più importante che ci viene a Riseu. Si svolge in 10 giorni di festa. 10 giorni di festa. Ci viene una festa spettacolare. La piazza via piena di via una fiera. In questa piazza bonita ci vengono i pastori che scambiano su bestiame, e poi i plebesi cercano i montoni più buoni che vogliono essere in circolazione. Poi ci vengono i schidenti boisi, che si mettono su boi a sinistra e destra, si scambiano su sinistra con su destra con su destro, poi due accoppiai. Poi ci viene chi venivano questa cosa possa giove, spavias, frucões, i fracci, possa messe. E poi ci viene i falegnami, che venivano i spavias dell'inne, spavi del vorru, e via dicendo. Poi ci viene gli altri commercianti che vogliono vendere su bio di Isus, a chi souvenir queste frutte che ci viene di Isus, è fiera, una cosa bellissima. Poi che torniamo a Cresia, ci viene questa festa di Santa Rega. E ci viene, come sta questa processione, questa tradizionale processione che si faria sul 1° maggio. A Mengiaumeri? A Mengiano. A Mengiamo. Mengiano. Sant'Efisio è venuto dopo da Santa Rega. Santa Rega e la festa di Santa Rega c'è prima della festa di Sant'Efisio. Questo sicuro. Ma sul 1° maggio? Sul 1° maggio. Sta processione a Mengiano. Poi, sì. Il 10° è volo in Castello. È in Castello. Poi, quando vi è venuto Monsignore, io cambiavo due cose, ma tornavo dopo su Monsignore. Questa processione, come si fa? Si preparano tutto, si confrades, si boga la santa, poi ci vengono scadenze, innanzi scadenze di Santa Rega, del suo martirio, che la gente non ha gusto, però in effetti non fanno scadenze del suo martirio di Santa Rega. Ci sono altre versioni. C'è una nave che viene in pericolo, e si viene invocata Santa Greca e gli attenti su miracolo nella house, a placidare su mare e sa nave non attenti al problema. Quando fu andato a terra, su porto, hanno piegato scadenza del Sancora
e Dante fece in due spezzi, e Dante regalava a Santa Rega. Che poi gusta, poi c'è anche un'altra versione pure, che sul tempo di Sagolere, queste scatene accappiante i prigionieri, cioè un periodo dei prigionieri, si accappiante a queste scatene, poi non si può di voi. Però ci vestito questo pure, dentro a Grazia di Santa Rega, si viene e questa scatena che portante isso solo se capiai, poi fente prigionieri, poi se capiai, si è regalato questo pure a Santa Rega. Ma che è la versione più giusta, non si sceglie. La versione 22, sono queste due. E poi in questa processione, e ci veniva mezzo di castello, soprattutto di castello, veniva si vestiva di bianco, si poneva su un cappuccio, scruzzi, piegando scatene in questa processione e si strascinando in terra. Poi a fatto, ci venne esatto i gente che si ingenucavano in terra e camminavano ingenucati, con i genughi tutto gli ausi, insanguentati. E in più strisciando la lingua in terra. Vi veniva Monsignor Piovelle e io assistivo a questa scena. No, questo è un strazio tutto. Non puoi adesso così. Andavo a cadere lì, poi capiare un ciocchette di 20 anni, non puoi adesso. Quindi tornavo a esatte versioni. Poi hanno visto la gente ingenucata 300 in terra, ponendo la lingua in terra, tutto insanguentato. Non è una cosa che non si deve più fare. E quindi, di accordo con i sovreri, io decido di non portare più le scatene in processione. E la gente ha piccato in questa gruta di Santa Rega. Messa in questa cripta, in questa scava, piccata e in cui funti sempre. Ma dopo tanta pure questa gente che vede in prigione. A me non ti conta questa storia, che questa gente che vede in prigione, può domandare questa grazia a Santa Rega, andando dopo tanto tutto in processione questa scadenza. Che diventa, veniva gente di castello. Gente di ogni vita, si vestiva di bianco, poi non si conosce, si mette su cappuccio e ti vende in prigione. In prigione vende capiauso, poi c'è stata questa collera, questa grazia, poi questa grazia l'ha fatta Santa Rega, l'ha fatta Gesù Cristo, l'ha fatta chi l'ha fatta, si diventa scappiato, si diventa liberato con i prigionieri, sempre questa collera. Poi c'è stato in questo periodo Pio VI, gli ha donato questa grazia, che si chiama s'indulgenza, poi tutto a chi ne veniva a festa Santa Rega. Non si è mai compreso che l'indulgenza via possano uscire o che via a seguire. Questo non si è mai compreso. Però Pio VI ha una indulgenza. Pure poco si veste da Supremo del Mare. Esatto. Ma storicamente c'è sempre stata questa fiera, come dicevamo se non erano prima. Sì. Questo probabilmente sul momento Proust in Porto, prodotto questa comunità di tutti i spiriti che diventa in noi, no? Questa gente accanto a Sciudeo, la gente veniva da Susulci, da Seglese, Di tutta la Sardegna. e tutto del suo mesocampitano. Di tutta la Sardegna veniva, come ti naso goccio, di Sudirsa, su Mendoza, di tutto sul luogo veniva. E poi su primo de maio, via prima, di cominciare a straballo. Poi, su primo di maio, ora, che fino a Rio non ci vi più pericolo che venisse di acqua, meda, eccetera, ci era una discesa che voleva scartonesi, che andando a Rio piegare Sarè.
e ci vedo disceso. In cui, il 1° maggio, venite per 3, 4, 5, 10 giorni, cartoni con tutte queste famiglie. E ora venite, finta, questo dopo conosco da lavoro, noi facciamo Castaneddo, su 40, su 50, venite, vinto 50, 80, 100 cartoni. Lo spogno tutto a Rio, lo spogno in cui questo sangue segnato, poi in tua burra, poi non possiamo, posso frescure, poi in tua messa in terra con scadile, e papata mengo. E croccante ora un goi. A 47, 8, 10 giorni. Poi questa festa non sa durare 10 giorni, questa festa di maggio. Poi io ve lo vedo, dopo che nasce questa festa di Sant'Efisio, questa gente è tirata giù da Sant'Efisio. Sant'Efisi è sempre stato un anno da Santarega? Sì, sì, Dunque sì. da Santarega vi ha un anno? Prima da Sant'Efisio. Prima da Sant'Efisio. Abbiamo anni quando abbiamo giocato di Ticueo, ci via Soviere. Ci via Soviere. E in sul 1950 ci viene ancora Soviere. Poi dove questa razza viene a prendere. E Scassattaio viene a Santarega e non a Sant'Efisio? Beh, che viene a Santarega non andando a Sant'Efisio. Vi è su proprio momento? Sopra più nessuno. Infatti, quando venivano in noi, su Monsignor Piovelle, io avevo di anticipare Santarega, devo dire, per non essere sorpreso di Sant'Efisio. Oh, fai uno, mangiamo, mi Ma noi, questa tradizione, si dice sempre mangiamo. Non ti cambiare, no, da cambiare Don Andrea, lo fai a me sul motivo di Scius, devo Sciu. È per giusto lavoro, poi uno chi sia di bere, sta ora ci sta nel Comunque questa gente è attenta contro noi. Poi che questa tradizione da mangiamo e poi tante volte in media sei contro noi. Difatti noi, per Santarega di maggio, noi ci siamo marranecci per portare il gruppo Folks, andato da Sant'Efisio. Noi avevamo questo comitato di Santarega, quando si brintavo, in su 2001, su 2000, e abbiamo fatto il brindisi sul 2000, e sul 99, con Don Podda. Poi mi hanno invitato a questo comitato, abbiamo brindato, e mi hanno fatto subito presidente. E questa festa via risicchiata. Nella processione ci venne il gruppo Folcos, dove ci saranno riusciti a portare 25 gruppi Folcos a settembre. 25. Banda musicale, Leonidas. Non ha più tirato i squadri, poi i squadri c'è un problema troppo umano. C'è un medico, poi femmine uccide prima. C'è un medico e assicurazioni a nominativo. E questa gente non fa niente. E poi se essendo questa vita vitica, la strada strinta, imbruttata in terra, non può niente su che vanti in che sei davanti su paragone su le feci e noi non dobbiamo niente, questa gente sta in pizzo e quindi dobbiamo eliminare le squadre. E montato 7 squadre di carabinieri. E montato questo pure. Duso. E dunque, fino agli anni 50 ci viene questa festa del maggio che avviene per un anno le cose di Capodanno. Sì. E apposta cose di Capodanno e pensiamo per un anno. Ma per un anno dopo l'incoronazione di Santarega. Dunque, apposta del sub-28. Dopo l'incoronazione di Santarega, questa gente veniva di Brusso. Ma prima del sub-28 si va stata a Capodanno, questa festa di Santarega? Sì, si vedeva. Su gruppo. Abbiamo una traviera. No. So viene via su 1° maggio scetti. Poi in mezzo al logo non scetti noi in Sardegna, in Italia, in Europa, in Sfiera, viene sempre d'uso. Una in maggio
prima de straballos, e una pustisi. Poteva essere Capodanni, mese da Damini. Comunque, che ci via un'altra viera in Santos, io non sono in grado di, non lo so. Ma è probabile, Sì, esce, ma poi adesso. comprare questa cosa prima del straballos e a pustisi de pieda bendi o tornare su di noi. Infatti, se viene noi subestiamo, dovendo essere di voi, poi ti subestiamo, ormai i sangioni diventano già nascono in ogni luogo. E quindi non c'è niente problema di pigliare subestiami e quindi i voisi, poi di pianta volta andare a giovani, i voisi, i squadri, a lavorare su macchine non ce ne vende, a lavorare su trigo, su gigi e lorisi. E quindi si vede in su mese maggio perché voi andate a giovani. Dunque, se noi potessimo cominciare la questione della vesta proprio. Come ti vede? Allora, cominciare su questa di gennaio, di San Martino, o della nascita in su. Ma nel caso, la festa di gennaio e San Martino è stata appropriata, in modo, i confrados. Molte che sono venuti in nascita, sanno, 23 o 22, che hanno formato l'associazione, e stanno si venuti appropriati della festa Santa Ega di gennaio. Ed è questa la festa dei confrados. Dei dotti a due si sconfrare. No, dei confrados Santa Ega scetti. E voi? E prima del 22 non ci viene scelti esatto. Ci vengono scelti esatto, però questa festa si dà appropriata e confrados di Santa Ega. Ma ci viene stato poco. Ma esatto, poi esatto diventa di Santa Parrocchia, per Santa a Sant'Antonio, non fia suo patrono, però fia accompagnato da San Madonna. E poi il confrato di parrocchia venne di Santo Sebastiano. Difatti, le processioni, i confrato è con a Rubio, segno del suo martirio di Santa Greca, piegano a Santa. Invece, di Santo Sebastiano, che la reliquia è in parrocchia, piegano la reliquia e va si incontro. È unico, non c'è in altro luogo questa cosa. C'è scelta a decimo. Scelta a decimo avanti una cosa dice. Poi si va si incontro come ti avanti po Pasqua, San Madonna con Gesù Cristo, però Santa Lega si incontra questa statua con questa reliquia. Una volta che questa statua sono state queste reliquie, si vuole dire che Santa Lega è in anima e in corpo, in arauso, e tanto comincia questa festa. Infatti cominciano lo sparatorio, cominciano la gente a venire. Poi Dio ha posto questa festa di maggio, abbiamo segrestato fino a 15 anni. A questa festa di maggio venivano i pastori e altri che venivano il regalo sulla Santa Greca. E è divertente stagioni. Dovendo sovracchiare, si deve tanto in cordo, dubbi tanto in crisi, andiamo tanto a Santa e poi andando a questa piazza di Santa Lega. Poi ci vengono i boinaggi che regalano questa vitella. Dovendo brindare in crisi, diamo tanto a Santa Lega e poi queste porci devono tanto fuori. Questo è come ti voglio in questo periodo. E poi per Santa Lega via lo straccio, si va con questo anziano, si diventa figlio di Mavaisa, figlio di Mavaisa, si ingenucanta in cui, è serio Santa Lega dei noi, la Lega c'è dei noi, la Lega c'è in cui, fammi questa grazia, cioè canta ad ogni maniera a Santa Lega. Devo che andavo fatto su Sobrieri, veniva Picciocca che hanno 20 anni. 22 anni, vabbè, in quell'età. È venuta e ha portato un bracciale, una collana bella, grande. Ha detto, questa la devo dare a Santa Greca. Ha detto, ma
Posso fare una domanda, signorina? Ha detto sì. Perché regala questo a Santa Greca? No, perché a me mi hanno dato poco tempo di vita. A un mese non ci devo arrivare. Allora io l'ho presa, l'ho decisa e l'ho appesa vicino alla Santa. Mi ha salutato e ci siamo lasciati. L'anno successivo io l'ho vista questa signora, questa ragazza, però poi non so che fine ha fatto. Veramente, ogni regalo a Santa Greca è un dolore, è una cosa incredibile. Noi pure, questa festa, Dio si intende una pariga. No. Perché che stiamo con sobrieri, si è puro... Poi nel Catanello dopo conosciuto un'altra cosa. Ci vedevo femmina, penso che fosse di quarto, ma comunque sicuramente è scritto, è scritto su questa iglesia. Di quarto. Questa femmina dobbiamo sempre venire in carrozzella e su preti di cavalli saltati, accostati e di nostra comunione. Noi sanno, poi adesso sono 49, non mi ricordo bene. Questo femmina, come ti sopravvive nella nostra comunione, si ripete questa carrozzella e è andata incontro e piegare la comunione. Questo, e difatti questo femmina ha regalato a sta santa, mi pare una cosa bella, ma mi pare, non so certo, mi pare che di regalare un vestito richiamato in oro, mi pare, però non so molto, un regalo del genere ha fatto sta santa. Dunque, in gennaio, questa festa del suo martirio e dei sobrieri. Dei sobrieri di Santa Rega. No, del confratos di Santa Rega. In maggio, Questa festa di primavera, da Ramos. e dell'indulgenza e della fiera. Quindi in maggio viene su tempo della fiera e dell'indulgenza. Quello che è l'indulgenza. E questa festa durata 10 giorni. Vince sono 50 via Manna. Sì, fino a Manna. Appostisi, appostisi che hanno, questa festa di Capodanni e bestia essere per un manna di questa di maggio. Esatto. In quale periodo poteva essere questa cosa? Negli anni 50 in poi è diventata romana. Infatti non ci capiamo in Sabbiato, non ci capiamo la gente, non ci capiamo di ciò. Da una cosa ferrovia veniva da 5 da strano straordinario, disastri di Olbia, di Castello, per portare la gente. Una cosa spaventosa, veramente. Santa Rega volta da Cresesa in mezzo a Bidas, perché non c'è scelto in decimo. Ci viene a Aido Maggiore. 127,8. Sì. Aido Maggiore. Aido Maggiore, Aido Maggiore c'è Santa Rega è stata fatta da una famiglia. Questa famiglia tenia una figlia Mavaide. Si questiona di 200 anni fa. Teneva una figlia Mavaide. E una cosa cura non significa su dottori dei nici. Non poteva fare nulla, andava a scuola, andava a sapere, non c'è più nulla da fare. Andava però da portare il castello, all'ospedale civile. Andava a fare una cosa minima. Però sul viaggio non ti fatto a carro, ci hanno impiegato perché dissi. Quando abbiamo fatto noi in Santa Rega, abbiamo fatto in Santa Rega, sono piedi di fronte a questa crisi e si è santaggiata e sanata. Miracolo di Santa Rega. E succede a noi avanti a questa crisi di Santa Rega. In parentesi, che è niente un monte, una collina, e hanno fatto Sagresia e hanno fatto Stato Santa Rega. E tanti dedicati a Santa Rega. Su 14 di maggio si dice che in noi Santa Rega gli ha fatto questa grazia a questa pipia.
questo racconta, è molto 2 o 3 anni fa, l'ultimo che ha conosciuto dei parenti di questa, o discendente che c'è stato, questo che è un ingegnere, e lo racconta adesso. Questo mi ha raccontato questo, che questa cosa vi è certa che vi è lei. E difatti Don Podda gli ha fatto su gemellaggio. E andiamo sempre. Ho vinto 4 anni fa, avevamo in comunità di Santa Rega e faremo questa spedizione, vogliamo Pulmicedo e andiamo 30-40 persone. Andiamo lì, ascoltiamo questa messa e poi faremo le cose nostre. E poi però ovviamente dove tornare, dove e noi andiamo sempre. Poi da quando mi devo andare io, e adesso comitau, poi tocca passare a San Mauro, e le cose dopo fatto 25 anni già, non andavo più a Santa Rega. Però è questa cosa bella di ripigliare. Difatti Don Podda gli ha regalato questa reliquia. Poi un'altra cosa che ha conosciuto a Santa Rega, a Edo Maggiore, un picciocco. Un picciocco che tiene problemi. Da quando viene a nascere si staccano i bracci. E uno ci sta radissimo. Finché non riuscivo, 7-8-10 anni fa. Questo mi ha raccontato questo, è recente. Difatti questo è dottore, questo nome e cognome, non mi darei, ma poi c'è questa fotografia, non la puoi cercare. E comunque si può rintracciare, è un dottore di Airo Maggiore che ho visto camminare in questa strada e ha lasciato una femmina che non aveva mai conosciuto. E in questo momento facendo questo traballo. Questa vita prima andavo già fuori, che stai facendo? E andavo, tengo questo problema, andavo a fare, mi operai ancora, poi dopo cresce, comunque fanti a varro deformato, e mi occarai e continuai con queste cose. Ascolta, Giovanello, poi a mettersi, vai a Santa Rega, a segreteria di Santa Rega. In questo l'acqua che doveva prendere di acqua, sciacque di ungo, s'acqua. Ma questo andavo io, dubitando su chi mi andavo, però non vedendo, non intendendo se andavo io. Applicavo quest'acqua e mi davo, prima andavo su bei bracci, applicavo quest'acqua e mi davo passata, come te mandavo su fermiere. Adesso di, isso non attento più problemi ai bracci. Non racconta disso, Poi, chi non ha fatto, chi non è, isso lo racconta. Questo vermiere sparisce non ha dato la vita mai preso in vita sua. Tocca andare ad Aio Maggiore a cristiana questa persona. È una storia interessante. E no, andai a capire niente, poi sicuramente è molto fa su dottore in questo. Che andavo in come? No, quando andiamo su Gattore, su Gattorici, e di prima, telefoniamo su Preti, prendiamo questo appuntamento, e mancava poi questo Preti di Maggiore 3 chiese, 3 vidas, di 200-300 abitanti, e se vogliamo gli accordi, io fai questa messa ai 11, e noi abbiamo questo tempo di arrivare, messa ai 11 e poi acabava, però stiamo subito. Difatti da Airo Maggiore, benente in noi, ma benente gruppetto, 4-5 persone, e domandando sempre di lasciare cantare il goccio su Santa Rega in lingua solo. E si la Santa vai sempre. Però, ormai non si è preso non ha potuto più, ma sicuramente non funziona bene più, non funziona andare in nostro, questa cosa si stacca. Ma se dopo domandavo a Antonio, se ci andai quest'anno, Antonio Giù, che è suo privato, se dopo domandavo, e te non ci andavo su qualcano. Ma ti faccia uscire, e non mi ha fatto.
Ma non c'ho il nulla. Sono andato 20 volte io, 22 volte sono andato io. Sì. Andavo con tutta la... Chiesa, andavo in pari. Poi anche vivevo così. Sì, io sono d'accordissimo. Non è una cosa da perdere questa. È una cosa bella. Se uno si accorge con suo prete, poi fai la messa a mangiare, che non ha un oso, e lo ripristinavo. È una cosa bellissima. Non può dire che ha fatto su gemellaggio. Infatti, ogni volta che andiamo facciamo bene preti. Se venivo, non di Ida, tecnicamente Fabio. Fabio non dire, no. Fabrizio. Fabrizio. Fabrizio qualche ha piegato la santa e tutto. Ha piegato la santa. Sì? Stava successo. No, dopo, devono se andavo sulla processione, poi se avevo rotto, mi sono segato sul muscolo noi, non potevamo camminare. Infatti avevo ancora zuppo e non potevo fare certi tragitti. E poi, ecco un gusto, dopo invitavo esso, mi portavo tutto spredi pure. No, è bello. Poi su preti dei nici portare con quattro preti di canque bide accanto. È vero incontro che facciamo, sono bellissimo, ma poi non si va più. Di questa festa moderna? Che mi conta? Questa festa moderna non è che è la festa degli spappadoris. Ma cosa vuoi ci vuole, no? Beh, ci vuole. Ci sono i locandas, ci sono i spicciaios, ci sono i macellaios. E i macellaios vanno procedus e trattavias, fanno tutto. Spicciaios, sanguidas, lissa. E poi i locandas che vanno prendono, niente voglia altre 20, no? 90 che ci vanno. Difatti fanno a turno e questa festa è bella, poi dei giovani, i giochi per spicciocchetti. Questa festa è... Questa musica fosse ti piace? Questa musica mi piace quando la fai in modo corretto. Poi dopo questa festa tanta rega da settembre, toccava a andare con i giochi, a passare con Paco che in chiesa non si comprende nulla. Che sono birdi tremenda bisogna ho certo riguardo uno. Tocca da coordinare sul rito religioso. Poi a me questa musica, questa festa civile, mi piace che siano feste tradizionali. Questa festa tradizionale ho provato, prima faremo questa festa poi gli anziani, quando faremo il comitavo. Questa festa con gli anziani, abbiamo cantato sardas, l'aspettante. Poi faremo il ballo liscio, e ben niente. Poi faremo bene un gruppo dei continenti, e poi faremo un altro gruppo sardo, poi essendo in Sardegna, e poi faremo sua commedia. Ma in noi è cambiato tutto. In noi è cambiato tutto. E antivato che noi questa commedia, ma non ci come la pantavata. Poi anche fai anti cambiato sa Sacra Santa Rega e poi diventava festival. No, non puoi sfruttare questa festa Santa Rega, con questa gente che va a Santa Rega, poi fare questo festival. Questo festival fai con questa birra, fai in un altro dì. Ma aiuta, dai. Chi ti aiuta? Aiuta questa un cantante di importo. Ma io sempre votato, su domingo cantanti di importo, io sempre votato. Sempre, ogni domingo, no, cioè ogni domingo, su domingo di Santa Rega venivano cantanti di fama dei continenti, sempre, ma non eliminare questa cosa sarda e fai bene tutte le cose, un po' picciocchetti, che è anziani. Tanto è fatto però, su c'è Napoli ci viene. Dai. Ci viene da quanto sta farrando. Su Napoli, poi, ma già da pubblico tanti fatto. Però gli dici che anche vostro, un'attività sta gente di Santa Rega può fare questo spettacolo in cui può fare questo festival. Fai questa festa Santa Rega e tu non hai questo festival. Serve
Comunque, che è andato a cercare i sconti di queste quote che pagano voi cantanti, è andato a scegliere sotto quanti punti. Quindi, noi ricchi che i cantanti da fama bene per 10.000 euro, non vede. abbiamo un esempio, Non vede. E no, quota 10.000 euro, 10.000 euro tra viaggi e poi questa agenzia fonte 10.000 euro, poi c'è poi isso e tutto sai, Sì, certo, ma era De Bruce. capito? Uno del ragione si accusta. Poco sicuro da TCDA o DCM. No, ma non è sbagliato questa cosa. Per me è sbagliato. Poi tanti potenza questa tradizione dei nostri in un'altra cosa. Questa tradizione di Santa Rega è una cosa. Su festival, chi deve fare un festival? Fare questa birra, fare un'altra data. E si sfrutta questa gente che beve Santa Rega. Ma Eh, secondo me aiuta Santa Rega. no, è peggiorato. Come è peggiorato? È sempre Prugenti. Prugenti? Certo, è Prumanna. E quanta gente deve fare? Adesso mo in maggio, nessuno. No, è cazzo di tanti fatto. Anti cambiare le cose. E mo è possibile che voglia fare un locante, voglia fare dove fare. Bastare due sul cantiere. Io sono andato sul cantiere e gli ho fatto questa festa. Dopo stessi nel stand-up, adesso commentate Santa Rega.